Maniago è una città insigne in tutto il mondo per la sua produzione di coltelli. Si attesta che già dal XIV secolo erano presenti delle coltellerie lungo il corso del torrente Colvera. Qui infatti venivano prodotte spade, picche, pugnali e daghe per conto della Serenissima Repubblica di Venezia, come attestato da alcuni documenti. Con questo video noi di Nonia VP desideriamo mostrarvi l'intervista fatta ad uno dei più importanti fabbri di Maniago, Fulvio Del Tin, un uomo che ci racconterà la storia del suo nobile mestiere. Buona visione. In questo momento ci troviamo nel laboratorio di Fulvio Del Tin, capo di questa azienda appunto di coltelli e spade di ogni genere. Io sono un artigiano che da molti anni si occupa della riproduzione di armi antiche e armature. È una cosa nata molti anni fa e nel corso degli anni sono state prodotte diverse varietà di armi e armature, insomma, che spaziano dal periodo celtico fino al 1600 e qualcosa anche fino al 1700. Oggi mi dedico prevalentemente alla produzione di spade e pugnali, tralasciando quello che avevo fatto inizialmente, cioè anche le armature e le altre armi tipo le mazze, le asce e vari tipi e altre varietà. Certamente, perché lei non si occupa solo di coltelli ma appunto anche di mazze, spade, ogni genere, anche armature come posso vedere. Ci parli un po' della storia appunto di questo luogo, di come è nato, di come è cresciuto. L'inizio, l'origine della mia attività si deve a mio papà Silvano che lavorava assieme a mio fratello più vecchio, i quali diedero il via a questo lavoro nel 1965. Prima essi già producevano coltelli e un giorno decisero di sperimentare questo nuovo lavoro, ma non per lavoro, più che altro ebbe inizio come un hobby, perché vedendo le cose esposte nei musei si appassionarono a tal punto di decidere di riprodurre questi oggetti e ottennero un notevole successo. Questo diede loro la spinta a lasciare la produzione di coltelli per dedicarsi a questa nuova pionieristica attività. E io mi sono unito a loro dopo alcuni anni, perché ovviamente all'epoca ero piccolo, andavo ancora a scuola, e dopo alcuni anni ho deciso di unirmi a loro e seguire questo lavoro. Poi il lavoro col tempo è andato avanti, mio papà purtroppo è mancato un po' prestino e i miei fratelli, che erano in tre, decisero di lasciare questa attività e lasciarmi proseguire da solo, insomma. Non ho collaboratori qui o apprendisti o personali, insomma, che io qui lavoro da solo, però mi sono avvalso negli anni di collaboratori esterni, artigiani e persone, insomma, che mi potevano aiutare nel produrre, nel fare certi tipi di lavorazioni. Essendo ora che siamo in questo laboratorio, ovviamente la domanda spontanea che sorge è, prima di tutto, chi è ad oggi che commissiona questi lavori? Quindi se c'è domanda per armature, per spade, per oggetti anche nel mondo della rievocazione o anche in altri ambiti che possono essere, com'è la situazione ad oggi? Se ci si riferisce al passato, c'era una richiesta prevalente di persone che desideravano avere oggetti da collezionare e da appendere al muro per arredamento. Negli ultimi decenni, diciamo 20-30 anni, ecco, ha cominciato a diffondersi l'utilizzo nelle rievocazioni storiche, in particolare da gruppi storici che usano le mie spade per fare la scherma antica e storica. E questo è successo un po' in tutto il mondo. Non solo in Italia, ma ho richieste anche da varie parti d'Europa, da Stati Uniti, da Australia e più di recente anche da Taiwan, posti così, Thailandia, posti che prima non erano mai presenti nel mio elenco di clienti. Qui per esempio nel mondo della rievocazione abbiamo anche qui in Friuli, a quel che si sa, anche alcuni gruppi di rievocazione, per esempio Cividale, così anche. Ci sono anche varie manifestazioni anche in certi casi, pensiamo per esempio alle rievocazioni storiche che vengono fatte per esempio di stile medievale a Valvasone, anche, oppure sempre a Cividale la messa dello spadone il 6 gennaio, di solito viene fatta dove c'è
sacerdote che celebra, pensa, anche con la spada, così. Poi per quanto riguarda anche questo mondo, c'è anche il mondo ovviamente della scherma storica, quindi anche del vedere se le spade sono adatte per il combattimento, ovviamente. Qui in questo caso, per esempio, come si evolve la cosa? Tutte le spade possono essere usate per combattimento, ci sono spade invece per esposizione, come funziona? Io mi dedico a una produzione di spade che hanno una certa qualità, usando acciai buoni, insomma, che possano reggere anche gli scontri, diciamo, nei duelli, per cui anche i miei clienti conoscono la mia qualità, che mai nessuno è infallibile, però cerco di dare il massimo per quello che è la qualità, insomma, nell'utilizzo delle mie riproduzioni di spade. Ovviamente sono sempre mai affilate, sempre con filo diciamo di un certo spessore, perché non devono essere pericolose se uno la tocca accidentalmente si taglia, ecco. Uno può prendere la spada tranquillamente per la lama senza ferirsi. Parlando poi ovviamente invece sempre di quello che è l'utilizzo delle spade, nel campo poi delle rievocazioni si lega anche al campo poi del cinema. Sì. Quindi per esempio c'è richiesta anche lì, sono stati fatti lavori? In più occasioni ho avuto anche richieste da parte del cinema. A volte mi sono stati richiesti direttamente da produzione o da chi si occupa delle forniture, mentre altre volte le mie riproduzioni sono state utilizzate dal cinema a mia insaputa. E questo perché io ho venduto anche ai rivenditori, i quali a loro volta hanno fornito il cinema, e quindi è stata una fornitura in modo indiretto. Però una volta uscito il film, ad esempio Robin Hood, è stata una scoperta vedere le mie spade, una sorpresa, una soddisfazione. Sono poi sempre i miei clienti ad avvisarmi che ci sono le mie armi nei film praticamente. Quindi ogni volta è una scoperta. Mentre in film come Braveheart ci sono state forniture dirette poi anche per i Tre Moschettieri di Walt Disney, ho fornito direttamente Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi, Caravaggio con la serie TV e diversi altri film, insomma, ho fornito direttamente. Non sono tantissimi perché io non sono un attrezzista cinematografico, ho un lavoro che è destinato a servire le richieste degli appassionati e anche dei rievocatori, però non sono esattamente dentro nel cinema, per cui di tanto in tanto mi arrivano richieste, ma non sono frequenti. La ringraziamo ovviamente per la disponibilità che ci ha dato per fare questa intervista, e che dire, comunque uno splendido lavoro alla fine, pensiamo comunque a tutta questa collezione, questo lavoro, che possiamo catalogare comunque come, in certo senso, opere d'arte. Sì, diciamo che siamo nel campo dell'arte perché comunque non è una cosa che ho creato io, è una cosa che ho ricreato. C'è stato uno studio dietro nel vedere le forme, i pesi e tutto, insomma, per ricrearle come sono le originali. E questa collezione che abbiamo visto, più di 400 pezzi, mi dispiace venderli, insomma, fanno parte della collezione ed è anche c'è uno studio dietro che voglio portare. Speriamo che venga, insomma, tramandata questa cosa alle generazioni future, quindi. Sì, almeno la collezione, se non il mio lavoro. Se non il mestiere, almeno. Una volta che io terminerò, non so se qualcuno prende in mano questa attività. Speriamo, insomma, un appello lo si fa sempre, ecco. Se uno volesse se ne può parlare. Grazie mille. Grazie. Grazie mille, è stato un piacere.